bugie per motivi elettorali che vengono dette sulla testa di tutti i cittadini della regione, che chiedono invece di avere una strada alternativa a quella che è adesso, la 464 che passa per Pagagna, perché sullo studio della Cimpello Sequals sono state dette un sacco di bugie in questi giorni per motivi elettorali da parte della sinistra, da parte di 2 consiglieri regionali che si stanno facendo paladini di cose false. Se c'è qualcuno che dice bugie, non sono sicuramente i consiglieri d'opposizione, non sono gli amministratori locali di Fagagna e di Moruzzo, non sono le 5.000 persone che in pochissimi giorni hanno messo la loro firma per dire no a qualsiasi idea di strade che impattino in un territorio straordinario come questo, non sono le centinaia di persone che hanno partecipato agli incontri pubblici per il diritto di informarsi e di partecipare rispetto a quello che sarà il futuro del loro territorio. Immagino che quei territori chiederanno l'eliminazione di tutte le macchine e quindi i loro cittadini dovranno girare solo a piedi in bicicletta. Nessuno ha mai detto che bisogna lasciare a casa le macchine e andare solamente a piedi in bicicletta, non diciamo sciocchezze. Negli incontri pubblici però che ci sono stati invece è stato posto un tema, che è quello di dire se davvero immaginiamo che sia indispensabile far passare in questo territorio una nuova strada, ancora asfalto, ancora cemento, con l'obiettivo di portare più velocemente le merci dalla Lombardia e dal Veneto fino in Austria. Davvero vogliamo che il Friuli abbia una nuova servitù come questa? O immaginiamo invece che questo territorio debba essere salvaguardato in tutta la sua straordinarietà ambientale, paesaggistica, anche di prospettiva turistica? Ecco, noi crediamo che sia bene che si sia aperto questo dibattito, sia bene che le persone discutano, sia bene che le amministrazioni locali prendano posizione e sarà bene che l'amministrazione regionale prenda atto di questa mobilitazione e cambi definitivamente idea. Il Friuli merita molto altro.